Un orgoglio per la vostra struttura, tutto il personale, la direzione. Oggi consegnate alla comunità di Montebelluna la nuova ala dell'Umberto I. Certo, grazie e siamo molto contenti di rappresentare la comunità e le esigenze del territorio con questo intervento molto importante che qualifica l'offerta dei servizi socio-essenziali sul territorio del montebellunese e per noi è un momento di gioia e di festa e quindi sì, è un momento molto importante. Finalmente siamo arrivati dopo un momento anche difficile di pandemia, di aumento dei costi, ma alla fine alle cose ci si arriva con l'impegno di tutti e con l'integrazione di tutti gli attori della rete del territorio sociale e sanitario del montebellunese e del trevigiano. Ricordiamo brevemente qualche numero, loro i posti letto che si aggiungono. Allora, il centro servizi viene riqualificato e gran parte dei 112 posti di letto del centro di servizi diventano nuovi, confortevoli e performanti. Si aumenta anche l'offerta del 101 che passa da 5 a 20 posti e viene costruito soprattutto ammodernato per le esigenze di carattere sanitario, disturbi del comportamento, Alzheimer e altre forme di demenza. La stessa ala nuova prevede un nucleo Alzheimer specificatamente dedicato al piano terra e un nucleo di carattere sanitario al piano superiore. Rimane la residenzialità leggera del co-housing e insieme con il Comune di Montebelluna abbiamo anche progetti di implementazione grazie ai fondi di carattere comunitario.